Qui continua l'itinerario di Borghi d'Italia alla scoperta del bel paese. Oggi siamo a Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo. Il grazioso comune si trova a 330 metri sul livello del mare e conta 1355 abitanti. È interamente circondato da boschi e oliveti. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Villa San Giovanni in Tuscia. Sono il sindaco del comune di Villa San Giovanni in Tuscia, un piccolo comune della provincia di Viterbo, posto a circa 60 km a nord di Roma. Villa San Giovanni in Tuscia è appunto uno dei comuni più piccoli della provincia di Viterbo, sia come popolazione che anche come estensione territoriale. Nel nome è condensata tutta la nostra storia. Villa ci ricorda che le nostre abitazioni sono costruite sui resti di un'antica villa romana del secondo secolo d.C., probabilmente a sua volta già costruita su precedenti insediamenti di origine etrusca. Infatti sono notevoli all'interno del nostro territorio comunale anche i reperti di questa antica popolazione. Ci sono delle interessanti necropoli di tipo rupestre. San Giovanni ci rimanda al nostro santo protettore, San Giovanni Battista, quindi un santo molto importante per la nostra religione cattolica. A lui è dedicata anche la nostra chiesa parrocchiale. Tuscia, infine, ci ricorda il nostro territorio, un territorio che tanto peso ha avuto nella storia e che ci offre con le sue bellezze, con le sue ricchezze naturalistiche, archeologiche, storiche, ambientali, delle importanti occasioni di sviluppo e di crescita per l'intero territorio. Il simbolo comunale rappresenta il battesimo di Gesù sul Giordano per opera di San Giovanni Battista e invito tutti i telespettatori a visitarci perché il nostro paese, anche se piccolo, però offre delle ottime possibilità di visita sotto gli aspetti, diciamo così, come ho già detto, archeologici, ambientali, una tranquillità, la possibilità di fare delle ottime passeggiate e di gustare cibi veramente di qualità. La maestosa chiesa madre è intitolata a San Giovanni Battista, che è anche il patrono di Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo. Andiamo a conoscere il parroco. Ci troviamo qui nella chiesa parrocchiale di Villa San Giovanni in Tuscia, che è intitolata al patrono del paese, San Giovanni Battista. Il quadro centrale dell'altare è l'unica firmata del pittore Francesco Guerrini, che è anche datata 1798. Poi abbiamo altre tele, i santi martiri, compatroni, Albano e Benedetta. Abbiamo anche l'altare dedicato a San Giuseppe. Il battistero è importante perché in pratica il pittore ha voluto rappresentare il battesimo di Gesù e invece del Giordano rappresenta qui un fiumiciattolo del nostro paese, dove dietro c'è appunto rappresentato il paese di Villa San Giovanni come era negli anni 1800. Abbiamo un organo a canne, è il più antico che si trova qui nella zona perché è dei fratelli La Monaca di Viterbo, anche questa alla fine del 1700. L'acquasantiera viene dalla chiesa precedente che stava lì dove è il comune, quindi alcuni reperti l'hanno portati qui in questa chiesa. Noi abbiamo quel
supporto dell'acquasantiera, che è il più antico del 1562. Poi abbiamo l'altra chiesa, che è la più antica del paese, intitolata Santa Maria della Neve. Per noi un grande vanto, anche perché la gente è molto affezionata a questa chiesa. In questo periodo l'abbiamo restaurata e adesso è ritornata nuova. Le persone hanno apprezzato in pratica l'oro che è stato fatto dai restauratori. Abbiamo davanti l'altare principale l'immagine della Madonna con il bambino, non sappiamo quando è datato, e poi abbiamo anche delle pale laterali. Io sono nativo di Villa San Giovanni, sono parroco da 35 anni, quindi sono stato sempre qui a Villa San Giovanni, il mio paese. Noi iniziamo il catechismo dalla seconda elementare fino al primo superiore. I ragazzi vengono al catechismo una volta a settimana, che facciamo un'ora, e poi li invitiamo anche a partecipare alla celebrazione eucaristica della domenica. Nel cuore del centro storico di Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo, andiamo a degustare i piatti della tradizione locale preparati dalle signore del luogo. Benvenuti, siamo qui in questo angolo suggestivo del paese insieme a Nando e alle cuoche vicino a me che hanno contribuito ad allestire questa tavola con i nostri prodotti tipici che andiamo adesso a presentare. Partiamo con gli antipasti, che sono bruschette tipiche fatte con il nostro pane di grano duro e condite con olio extravergine d'oliva, che è il nostro prodotto principale, fatto con le olive locali dai nostri 2 frantoi. Poi abbiamo i nervetti, che sono nervetti di bovino lessati e conditi con aglio, prezzemolo e peperoncino. Abbiamo i fagioli conditi con sedano, carote e cipolla. Nei primi troviamo l'acqua cotta, che è un piatto unico, diciamo, della tradizione contadina. È fatto con pane, cicoria, poi abbiamo le patate e l'uovo. Come primo piatto abbiamo le fettuccine al ragù di cinghiale. Il cinghiale è molto presente nelle nostre tavole, fatto con le pappardelle che sono state fatte dalla nostra Emma. C'è ancora lo spezzatino di cinghiale in salmì e poi possiamo passare alla trippa, tipica trippa alla romana, che è anche il piatto che ispira la nostra sagra appunto della trippa, che viene fatta a luglio. Abbiamo poi il nostro piatto tipico, che è la pezzata, che è carne di pecora, piatto contadino dei pastori, bollito in acqua con tutti gli odori. Come dolce abbiamo dolci tipicamente pasquali, che sono la pizza di Pasqua e le ciaramelle. Poi ci sono i dolci natalizi, che sono la nociata fatta con le noci e il miele, sempre il nostro prodotto locale, e i maccheroni con le noci, che sono fatti con noci e cioccolato. Poi abbiamo i biscotti tipici, sono le ciambelline al vino e i tozzetti con le nocciole, altro nostro prodotto. Invitiamo tutti quanti a venire a degustare i nostri prodotti tipici e a visitare il nostro paese, che è un paese molto tranquillo e immerso nel verde. Con l'assessore alla cultura andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo, ma non mancheranno altre curiosità.
paese di Villa San Giovanni in Tuscia è tra i più caratteristici della provincia di Viterbo, anche se il più piccolo per estensione. Il territorio fin dai tempi remoti fu incluso nelle campagne della città etrusca e romana di Bieda, oggi Blera. Tant'è vero che il paese per molto tempo fu chiamato San Giovanni di Bieda, mentre l'attuale denominazione fu stabilita nel 1961 in base a un decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Il nucleo abitato più vecchio di San Giovanni affonda le sue origini in età etrusca. Con l'occupazione romana della Tuscia iniziò la rapida trasformazione del mondo etrusco. Sul sito del paese sorse una villa rustica, probabilmente appartenente a un signorotto della borghesia o della casta militare. Le prime fasi di questa villa risalgono forse alla fine del secondo secolo a.C., mentre verso la metà del III secolo d.C. fu aggiunto un impianto termale con pavimenti in mosaico bianco e nero che raffigurano al centro un mostro marino, forse una sirena. Nello stesso anno, quindi sempre nel 1960, vennero alla luce anche i resti di una piccola vasca, all'interno della quale fu rinvenuto un piccolo gruppo scultoreo in marmo raffigurante Eros e Psiche, detto comunemente Amorino, oggi conservato presso il Palazzo Comunale. Uno dei primi documenti che attesta la presenza di un borgo San Giovanni è la bolla di Papa Nicolò III del 1278, ma il vero anno d'inizio della storia locale moderna può considerarsi il 1516, quando Papa Leone X cedette il territorio di Blera al condottiero Lorenzo Orsini Anguillara di Ceri, attuale Cervetri, in segno di gratitudine per i servizi militari da lui resi alle dipendenze della Chiesa. E gli Anguillara, proprio per incrementare la produzione agricola, offrirono vantaggi agli agricoltori e molti si trasferirono dalla zona. Ma tra gli Anguillara e gli agricoltori sorsero delle contese. La questione si risolse solo alla fine dell'Ottocento, quando i coloni divennero proprietari delle terre. Restando sempre sul tema dell'agricoltura, vorrei porre ora l'accento sulla produzione dell'olio extravergine d'oliva, vero prodotto d'eccellenza del nostro paese, con riconoscimenti DOP e IGP. Infatti sul territorio sono presenti due frantoi, la cooperativa Olivicoltori e il frantoio Olio Ottaviani. Entrambi i frantoi producono dell'olio d'oliva di ottima qualità, assieme a una lunga serie di prodotti sempre a base d'olio, quali saponi, cosmetici, shampoo e quant'altro. Infine, tra i monumenti antichi e moderni degni di nota vorrei ricordare l'antica fonte, la torraccia, un cospicuo resto di muratura di età romana, il palazzaccio, un complesso formato da costruzioni originarie a cui nel tempo si sono aggiunti diversi corpi di fabbrica, la fontana della pace e della tolleranza presso i giardini comunali, un gruppo scultoreo intravertino dedicato alla famiglia contadina del passato. Entrambe queste opere sono state scolpite dall'artista Angelo Capuzzi. Il lavatoio pubblico con l'epigrafe commemorativa dell'acquedotto del 1888. Il monumento ai caduti di tutte le guerre, inaugurato nel 1922 in piazza Savoia, ornato da una colonna spezzata di marmo proveniente dall'antico sito di Norchia, che simboleggia il sacrificio di tante vite umane. A questo punto non mi resta che salutare e invitare tutti i telespettatori di Borghi d'Italia a visitare il nostro piccolo grande paese, Villa San Giovanni. A voi le note della banda musicale Giovanni Pacini di Villa San Giovanni in Tuscia. La banda G. Pacini ha origini molto lontane, fin dal 1824, è arrivata fino ad oggi, fino da noi, e ha portato a Villa San Giovanni musicisti che si sono tramandati lo strumento da padre in figlio e è per noi, un piccolo paese, un'istituzione, è il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo iniziato anche una scuola di musica per bambini, gli elementi sono circa 40.
dove abbiamo aggiunto ai musicisti 4 ragazzine con i tamburi imperiali. Oggi c'era una rappresentanza, quindi sono orgogliosa di questi ragazzi perché si impegnano e lavorano con serietà per creare a San Giovanni, un paese piccolo, la banda, che per i paesani è una cosa che unisce tutto il paese e tutti i cittadini. E la musica è bella e va coltivata. Adesso scopriamo le manifestazioni organizzate nel corso dell'anno dalla Pro Loco di Villa San Giovanni in Tuscia. La Pro Loco, proprio come dice il nome Pro Loco, lavora strettamente sul territorio, collabora con tutte le associazioni, con l'amministrazione comunale, con la parrocchia e a proposito uno degli eventi che sono stati fatti in collaborazione con la parrocchia retta da Don Giovanni Berni è stato organizzare un evento specifico per aiutare proprio la parrocchia per la ristrutturazione della chiesetta Santa Maria della Neve, chiamata da noi i paesani Chiesola. Altre attività che vengono organizzate a Villa San Giovanni sono le 2 sagre principali, la terza settimana di luglio che coincide con la festa chiamata da noi delle donne, che è la festa della Madonna del Carmine, dove noi organizziamo l'evento della Sagra della Trippa, che è un prodotto locale. L'altra sagra molto importante è la festa che coincide la terza domenica di agosto, che è la festa del Santo Patrono San Giovanni Battista, che presentiamo come prodotto la pezzata, che è un prodotto tipico a base di carne di pecora bollita. Prettamente la Pro Loco collabora con i cittadini e con tutte le associazioni del posto. Tra le tante attività dell'Associazione Culturale Artistica La Scuffiaccia spicca l'allestimento della Casa del Passato. Scopriamola! L'Associazione Culturale ed Artistica La Scuffiaccia è presente nel territorio di Villa San Giovanni in Tuscia dal 1999, anno della sua costituzione. L'associazione negli anni si è sempre distinta per iniziative e organizzazioni, manifestazioni di alto livello culturale. Un'iniziativa molto importante è stata quella dell'allestimento di un piccolo museo denominato Casa del Passato, tuttora aperto e sempre visitabile. La Casa del Passato è collocata nei locali dell'antica canonica, attigui alla chiesa di Santa Maria della Neve. Rappresenta una ricostruzione di una cucina e 2 camere da letto di una casa tipica contadina sangiovannese di fine 800 inizio 900, con oggetti di arredo dell'epoca. Altrettanto degno di nota è stato il restauro del fontanile della Scuffiaccia. Un tempo serviva come abbeveratoio per gli animali e per il bagno della canapa. Questa località è localizzata in un ambiente naturalistico incontaminato e ogni anno l'associazione riunisce soci, amici e simpatizzanti in questo posto, dove intorno al fontanile è stata realizzata un'area attrezzata con tavoli e barbecue. Altra iniziativa che si è svolta negli anni passati è stato il restauro delle edicole Mariani presenti in varie parti del paese. Attualmente, quindi ad oggi, l'associazione è dedita ad una pubblicazione di un periodico quadrimestrale culturale
denominato La Scuffiaccia, contenente articoli sulle tradizioni locali, su temi di attualità e temi culturali. Inoltre gestisce la biblioteca comunale e l'archivio storico, garantendo così ai cittadini la possibilità di usufruire del servizio di prestito e consultazione dei libri della biblioteca e anche dell'archivio. Un'altra realtà importante di Villa San Giovanni in Tuscia è rappresentata dalla confraternita del Santissimo Sacramento Compagnia San Giovanni Battista. La parola al Priore. La confraternita del Santissimo Sacramento, Compagnia di San Giovanni Battista, è nata nel 1987 dalla fusione dell'estinta confraternita del Santissimo Sacramento e della Compagnia di San Giovanni Battista. La prima è stata fondata nel 1642 dietro una visita pastorale del Vescovo Muti del 1616. La seconda è nata qualche decennio dopo. In particolar modo la Compagnia di San Giovanni Battista era stata creata per gestire le feste patronali. Per quanto riguarda la confraternita attuale, è una confraternita che si prefigge di portare avanti tutte le manifestazioni religiose e collaborano con il parroco. Da 15 anni la confraternita è iscritta alla Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia. Invitiamo tutti quanti a venire a Villa San Giovanni in tutti gli eventi che fa sia la nostra confraternita che la seconda confraternita, quella femminile della Madonna del Carmine, nei periodi che va da luglio ad agosto. Luglio come festa della Madonna del Carmine e quella più importante per i San Giovannesi della festa di San Giovanni Battista si tiene la terza domenica di agosto. La grande passione per la natura della signora Maria Lucia ha favorito a Villa San Giovanni in Tuscia la creazione di un importante erbario. Andiamo a visitarlo. Io sono Lucia Menigocci, l'autrice di questo erbario, a cui ho dedicato oltre una ventina di anni, perlustrando tutte le zone locali, ma anche in altre regioni, occasionalmente, o in gita, eccetera. Ho raccolto tutto quello che ho potuto, per la passione, per l'ammirazione che ho per le piante e per la passione di metterle in evidenza, perché tanta gente non le conosce, va bene? Si interessano magari di qualche pianta alimentare, ma il resto non sanno nemmeno come si chiamano. Per cui ho voluto raccoglierli e metterli a disposizione di tutti coloro che hanno interesse, perché viene soprattutto chi ha interesse e si ferma. Questi due sono stati felicissimi, questi due signori che ho invitato, e hanno detto che torneranno, perché vogliono approfondire, vogliono vedere. Altri si accontentano di uno sguardo e se ne vanno. Comunque di visite ne ho avute tante, pensi che ho oltre 1500 firme e poi tanta gente se ne va, come questi due, senza firmare, per dire, no? Accanto alle firme ci sono certi bei pensieri, non tanto su di me, quanto sulla natura, sulla bellezza da scoprire, sulla importanza di tanta vegetazione che invece viene ignorata. Io ho fatto l'insegnante per 40 anni, Qui sono venuta nel 1951 vincitrice di concorso e ho insegnato per 38 anni qui, poi sono andata in pensione. È stato il momento che, un po' per scherzo, un po' per diletto, ho cominciato a raccogliere cose e dico, ma guarda quanto sono belle, provando ad asciugarle.
E insomma, piano piano è nato quello che è nato. Comunque veniteci a trovarci, che noi siamo molto contenti. Villa San Giovanni in Tuscia vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate in provincia di Viterbo e ciao!